Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prepina.it. Sono già quasi 400.000 alle 10 di questa mattina, giovedì 3 giugno, le prenotazioni per il vaccino anti-Covid-19 per gli under 29, effettuate a partire dalla scorsa notte sul portale di Regione Lombardia e Poste Italiane, e quanto si apprende dalla direzione welfare della Regione. Nel dettaglio, 232.000 riguardano la fascia tra i 20 e i 29 anni, 120.000 quella tra i 16 e i 20, 42.000 la fascia tra i 12 e i 16 anni. Ci sono anche 73 under 11. Contiamo di arrivare a un livello di somministrazioni mai raggiunto, 140-150.000 al giorno. Entro fine luglio avremo dato la prima dose a tutti i lombardi, spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Andiamo ora a Verbania, dal tribunale, sede dell'inchiesta sulla tragedia della funivia Stresa-Mottarone. Il procuratore Olimpia Bossi sta valutando se ricorrere al riesame contro l'ordinanza con cui il GUP Donatella Banci Buonamici ha rimesso in libertà 2 dei 3 indagati, il gestore Luigi Nerini e il direttore di esercizio Enrico Perocchio, concedendo i domiciliari a Gabriele Tadini. Intanto, il grosso degli accertamenti continua a essere concentrato su quanto è accaduto la domenica 23 maggio, data della tragedia. La squadra di consulenti tecnici formata dai PM di Verbania sarà chiamata, tra le altre cose, a risolvere l'enigma della rottura della fune. Le ipotesi sono numerose. Possibile comunque che l'uso smodato dei forchettoni per intere giornate di esercizio abbia comportato, impedendo alle ganasce di scattare e bloccare la cabina, tensioni o frizioni tali da portare uno strappo all'altezza dell'attacco con il carrello. E di che natura era inoltre il guasto lamentato da Tadini? Il caposervizio ha parlato di rumore caratteristico della perdita di pressione del sistema frenante, ma i manutentori non avevano trovato nulla. Lunedì è in programma un nuovo sopralluogo alla cabina numero 3, dentro la quale hanno trovato una terribile morte 14 persone. Possibile anche a breve l'iscrizione di nuovi nomi nel registro degli indagati. Vedere che succedono cose del genere provoca tanta amarezza. Ha la voce inclinata dalla commozione Giuseppe Toia, un sinaghino di 87 anni, mentre racconta del vergognoso episodio che gli è capitato. Martedì mattina, infatti, un ladro ha rubato una statuetta raffigurante la Madonna con Gesù, che era posizionata davanti all'oculo del cimitero di Sacconago, dove riposa la moglie Egle, scomparsa lo scorso 20 marzo. Il fatto, racconta il signor Toia, è successo sicuramente di mattina, alla luce del sole. Io sono andato al cimitero verso le 9:30 e la statuetta era regolarmente al proprio posto. Più tardi, verso la 1:30, una mia cugina si è recata al cimitero e la statua non c'era più. Ho subito denunciato il fatto ai carabinieri. Nel nominare l'amata moglie, Toia si commuove. Lascia senza parole che qualcuno possa rubare nei cimiteri, eppure succede spesso. È il gesto in sé che mi rattrista. Purtroppo non è la prima volta che il cimitero di Sacconago viene visitato da ladruncoli senza vergogna, anzi questi misfatti si succedono con cadenza preoccupante anche negli altri 2 cimiteri di Busto. Ora la pagina economica, sempre legata a doppio filo alla pandemia da Covid. Senza il blocco dei licenziamenti, i lavoratori Whirlpool saranno i primi a essere colpiti e sarà un disastro. L'azienda ha già minacciato di aprire una procedura di licenziamento collettivo per i 350 dello stabilimento, senza contare l'indotto. Dai sindacati arriva un appello alle forze politiche a schierarsi con i lavoratori senza se e senza ma e a riaprire subito un tavolo al Ministero di garanzia e di rispetto di un nuovo patto. Questi lavoratori, tuona Barbara Tibaldi di FIOM CGIL, sono soltanto i primi che saranno costretti a scendere in piazza, perché con la fine del blocco dei licenziamenti, senza politiche industriali, senza riforma degli ammortizzatori sociali, si prepara il disastro, determinato da aziende che chiedono solo di guadagnare di più. Chiediamo di prorogare il blocco dei licenziamenti, aggiunge Gianluca Ficco della Wilm. Infine lo sport. Per il basket, mentre Olimpia Milano e Virtus Bologna, battendo 3-0 rispettivamente Venezia e Brindisi, si sono qualificate alla finale della LBA al via sabato 5 giugno, in casa Varese si lavora per l'Open John Metis prossima avventura, partendo da una certezza, quella del coach che siederà sulla panchina al posto di Massimo Bulleri. La scelta di Adriano Bertemati, attualmente vice trinchieri al Bayern Monaco ma pronto, appena conclusi i playoff di Bundesliga, a legarsi per 3 anni a Varese, viene esaltata da Alberto Mattioli, colui che ha avuto con sé a Treviglio dal 2011 al 2020 il 40enne tecnico milanese e che lo aveva caldeggiato al settore squadre nazionali per la guida dell'Italia Under 20. Adriano è un grande lavoratore che con arguzia e tanto ingegno vuole fortemente arrivare al vertice. È un ottimo lettore delle partite degli altri, sa cosa fare dal mercoledì alla domenica per poter battere la squadra avversaria con la preparazione tattica, le parole dell'ex presidente della FIC Lombarda.
Il servizio completo su prealpina.it e sulla Prealpina. Questa era l'ultima notizia e vi diamo appuntamento all'edizione delle ore 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.